Cari amici, siamo qui a raccontarvi, come ogni sabato naturalmente, le ricette di un amico straordinario che è Armando Zanotto. Ciao Armando. Ciao Bruno, salutiamo anche tutti i nostri affezionati, cosa possiamo dire, ragazze, ragazzi, anche giovani che amano la cucina, certo. Augurando un buon fine settimana e speriamo che sto sabato qua se mettete a cavalli a cimentarvi sui fornei. E quindi Bruno, che altra cosa facciamo conoscere questi nostri telespettatori? Beh, intanto vorrei salutare una mia amica che abita in Argentina e si chiama Olga e ci sta seguendo in tutte le trasmissioni e naturalmente divulga anche in Argentina quello che sono le peculiarità dei piatti veneti. Io vorrei ribadirlo che quello che stiamo facendo è per noi gioia. Per me raccontare Armando Zanotto è un grande onore e per Armando è rivivere quei momenti della gioventù che l'hanno portato poi a diventare il grande chef che è diventato. È vero? Questo è vero, grazie anche per la, come dire, per la voglia di stimolarmi sempre più, di creare, di innovarmi, di non placarmi, diciamo, sui sacrifici che avevo fatto. Quindi questo stimolo mi dà anche ora, tuttora che ho raggiunto un bellissimo traguardo, di cimentarmi ancora, perché mi dà gioia, mi dà serenità, mi dà, sai, quelle cose quando partono dal cuore e che trasmettono anche alla persona vicina dei sintomi gastronomici piacevoli. Cosa hai avuto che sia meglio di così, Bruno? Certo. Penso che il tuo obiettivo sia quello, io lo dico, quello di rilanciare il tuo locale, Le Tre Panoce, perché non può morire, non può rimanere chiuso, deve essere rilanciato. Assolutamente, anche con nuove logiche, prospettive logiche, certo. E custodendo ovviamente, che è quello che io insisto sempre, le cose del nostro territorio ed far presente sempre di quelle ricette tradizionali che devono apparire sempre nei tavoli delle osterie, delle trattorie, dei ristoranti in regione nostra. La nostra regione deve far vedere questi prodotti che abbiamo, che sono una cosa meravigliosa, una ricchezza meravigliosa. Certo, prima di entrare nel tema della ricetta che hai preparato, sempre nell'ambito del radicchio trevigiano, dopo passeremo... Che sarà, caro Bruno, guarda che stavolta e salutiamo così il radicchio Treviso con tutto rispetto, perché ci ha dato il massimo e quindi adesso comincia la stagione ad avvicinarsi alla primavera e il radicchio non ha più quell'eleganza croccante che ti manifesta nelle papille gustative e quindi riprenderemo un'emozione. Ti farò una piccola emozione che costa pochissimo e che l'hai fatta proprio per chi che si vuol bene. Perfetto, naturalmente. E quindi e sai cosa che ti faccio? Dimmi. In anteprima ti farò le cipolle novelle che viene fuori adesso, quelle bianche novelle, che le create, questo piatto che viene creato, che è proprio fatto per gli innamorati, perché quando si mangia
non dà il fastidio della cipolla che ti fa allontanare la persona che tu ami, anzi la vicina perché dà una dolcezza e sparisce quell'aggressivo della cipolla che a uno può dar fastidio come l'aglio. Ecco, questa è la Allora ricetta. questa sarà la prossima. Sì, Benissimo. potremmo chiamarla così. Abbiamo chiamarla, non so. l'anteprima della primavera. Esatto, per gli innamorati. Per gli innamorati, naturalmente tu fai sempre i piatti per gli innamorati perché la tavola è amore, la tavola è gioia, certo. La tavola non deve essere sofferenza e allora diciamo anche questo, la tavola per non essere sofferenza bisogna anche regolarsi, cioè mangiare ma gustare e poi anche sapersi fermare. E beh, altro che, quindi anche quello è una regola precisa. Importante. Allora, io direi, prima di partire con quel piattino che tu hai preparato, che a me stuzzica sempre, io direi di sentire un attimino, di vedere i nostri amici che sostengono questa trasmissione. Cari amici, siamo rientrati in studio, eccoci qua. Prima di farci raccontare quello che è il piatto di oggi, quel piatto straordinario, io penso che tu abbia fasciato il radicchio per dirgli adesso questa è l'ultima leccornia che diamo ai nostri ascoltatori con Radicchio Rosso di Treviso e l'abbia fasciato per dire poi il prossimo anno quando sarà la stagione torneremo e la prossima volta hai già anticipato che cosa vuoi dire, però io vorrei vorrei leggere un piccolo capitolo del libro che tu hai scritto, perché naturalmente bisogna ricordare ai nostri amici che tu hai scritto un libro, questo ultimo recente, Bruno, questo ultimo che abbiamo presentato alla prima puntata e che sta diventando veramente un racconto importante per i nostri, per la gente, lo stanno comprando da tutta Italia, penso da tutto il mondo, perché adesso con i nuovi sistemi di vendita possiamo raggiungere a tutto il mondo. Bene, io ho letto in tutte le trasmissioni una piccola parte di quello che tu hai scritto. Mi ha colpito l'incontro della vita. Tu racconti in questa maniera l'incontro, l'opportunità che hai avuto. Ebbi la fortuna di essere chiamato alle Olimpiadi di Roma nel 1960, perciò ragazzi parliamo di qualche anno fa, perciò il nostro amico avrà fatto esperienza, ci avrà dato in questi anni delle grandi soddisfazioni, io lo so, perché qua al Trepanoce ci sono venuto parecchie volte. Naturalmente ho accettato con entusiasmo la proposta del CONI di lavorare come commis di cucina nel padiglione del villaggio olimpico della cucina internazionale. Era il tuo primo passo, naturalmente. Lì, lavorando gomito a gomito con chef provenienti da ogni parte del mondo, ho imparato a conoscere tutta la cucina internazionale, scoprendo giorno per giorno tipologie di cucina diverse. Ci ho messo il cuore, non vi dico quindi come ho lavorato per accrescere il mio bagaglio di nuove esperienze e competenze. Questa è stata in gioventù un'opportunità che ti è stata data, ma poi racconteremo altre avventure che sono scritte. Esatto. Questa è stata bellissima perché io avevo fatto dei corsi speciali per tutte le cucine del mondo, no? Ed il CONI andava in cerca di ragazzi giovani che avevano un po' di scuola di cucina delle altre nazionalità, e quindi sono stato chiamato. E il bello che era nel villaggio olimpico di Roma, erano 10 padiglioni grandissimi, ogni padiglione aveva la sua nazionalità,
e io ero su quello internazionale, quindi godevo di tutte le cucine del mondo, quindi ho fatto un bagaglio di esperienze che è qualcosa di stupendo, perché vivere emozioni tutti i giorni di varie cucine è stata per me una cosa stupenda. Quindi ho lavorato molto, perché facevo anche dei turni di notte, perché certi atleti arrivavano dopo le gare a un certo orario e io mi esibivo con grande piacere vicino a questi grandi chef. È stata un'esperienza. Quanti anni avevi? Avevo 21 anni. 21 anni, pensa. Ma Armando, non è facile, ma non è facile. Adesso ne hai 49 compiuti, Sì, perciò certo. qualche anno Ma, fa. Bruno, non è facile a questa giornata essere stato inserito. Ho avuto la fortuna che il CONI ha richiesto dei comuni di cucina dove potevano avere un po' di impastatura di altre cucine, e da lì poi ho trovato dei bravissimi chef che avevano veramente erano maestri proprio sulle loro cucine, quindi lì ho avuto il modo proprio di fare. È un punto di partenza importantissimo. Molto importante per me. Quello lì è stata una cosa che praticamente, quando ho finito le Olimpiadi, quando sono venuto a casa, ho creato delle innovazioni sulla cucina creativa, e quindi ho creato, che è andato avanti per 3-4 anni, una cosa bellissima. Ho creato un repertorio molto vasto di tutti gli antipasti di verdure, pensati negli anni 60, e quindi la gente era stupita a venire a mangiare questi antipasti che erano formati di verdure, cose strane, non salumi, e quelli è stato un exploit per 4-5 anni che ho portato nella marca trevigiana questa cosa qui. Questa innovazione, questa idea. Ma adesso raccontami. Della ricetta di oggi? Sì, no, perché vedo quella fasciatura. Ecco, è come fasciare un bambino, una tua creatura. Care amiche, qui abbiamo un piatto semplicissimo che domani potete farlo in poco tempo. Questo fiore rosso di Treviso, che poi non sarà più fino a novembre, ci sarà ancora nei negozi, eccetera, nei supermercati e quant'altro, però diciamo che la sua croccantezza, il suo gusto, che adesso si avvicina al caldo, se ne va. Quindi si prende semplicemente del radicchio rosso di Treviso, quello tardivo, non quello precoce, si spunta la radice, si taglia nel senso della lunghezza e poi si taglia in 3 parti, sempre nel senso della lunghezza, ricavando dei spicchi. Una volta ricavato questi spicchi si dà una piccola spruzzata di sale, pepe, e poi si avvolge dolcemente questo radicchio, come vedete, uno con lardo, che siete a nostro territorio. Lardo di Collonata? No, Bruno, per cortesia. Avevo i lardi meravigliosi, quello che mi batto sempre del nostro territorio. Un lardo che se può trovare dai contadini, se può trovare, e che le mesvia ben beo alto, sa in modo giusto. Quello si riveste, si avvolge dolcemente questo radicchio assieme al lardo, uno col prosciutto sempre veneto, veneto, sì. 24 mesi magari, che è così dolce, così buon che non vi dico, e dopo un altro qua pancetta leggermente fumegata, e quindi abbiamo 3 gusti diversi. Sentì la differenza da dire la pancetta, sì, o la pancetta leggermente fumigata. Oppure, ma come lei è un poeta. E ti vedi, Bruno, che noi stiamo nel nostro territorio, perché poi avrei messo altri salumi, altre cose fuori del nostro territorio, ma mi cerco sempre da ricette della nostra terra. Poi è semplicissimo, lo condite leggermente con un filino di olio vergine, neppure basà, e dopo che mette sapè del neppure basà, ancora vergine deve essere. Ecco, vergine, neppure basà, roba delle nostre colline, naturalmente. Certo. E poi del miele di acacia, se vuoi trovarlo,
e intingé la forchetta nel vasetto del miele, che così tira su pianin e date queste gocce dolcemente che cadono sul lardo, sul prosciutto e sulla pancetta. Queste gocce arricchiscono il salato, il dolce e l'amaro. E poi, che dire, il melograno porta sempre bene. Qualche garnè del melograno sparso così, e poi è un invito a tavola che è come antipasto, semplice da fare e una goduria per i vostri palazzi. Ecco, vedete, le cose semplici quando sono belle. Vedete amici e amiche che Armando ci fa dei piatti semplici da realizzare in cucina, in poco tempo, qualsiasi momento, certo, in pochissimo tempo. E fa bella figura. E poi la gioia che manifesta. Naturalmente questo è l'antipasto, poi... Sì, questo è l'inizio. Sì, l'inizio, poi mi porti altri... Sì, poi abbiamo altre portate, però questo è un... Sì, sempre uguali, cioè quello è solo un assaggio. Sì. Ecco, questo diciamo Bruno, per questo sabato abbiamo dato queste ricette. L'augurio che vi faccio di passare un buon sabato cimentandovi con i vostri mariti in cucina, e poi vi auguro anche buona domenica. Cosa dici Bruno? Ma io direi di sì, perché raccontare un piatto così come l'hai raccontato tu l'ha raccontato con gioia, con la fantasia dell'amore, la poesia. Nel cuore che viene fuori che mi certo, dice, aggiungi questo amore anche al piatto. Lo diciamo ogni volta e continueremo a fare queste trasmissioni che magari sono anche... come si può dire, simpatiche, perché con Armando Zanotto, con una persona così allegra, così gioviale, che ci racconta i suoi piatti, non può essere che un momento di grande passione per la cucina. Noi vi salutiamo, chiudiamo qui questa puntata. Ciao. E abbiamo già anticipato la prossima puntata e parleremo di E chiudi così tu. Parleremo di un piatto molto semplice, primavera è vicina, anticipiamo un piatto che è proprio per le persone che si vogliono bene. Questo piatto risale a delle emozioni un po' diverse, che di solito quando si mangia sto piatto, mie care amiche, mie care persone che amate, si stacca un po' quell'affetto, quell'amore che è vicino a voi, che è vostro marito, perché trasmette dei sapori che non possono essere accettati, però con il sistema che vi spiegherò, queste cipolle novelle che vi farò in un modo così anteprima di antipasto, anche queste, è un invito che potete baciare le vostre persone con grande amore senza avere il fastidio della cipolla o dell'aglio, e questo lo faremo la prossima volta. Beh, adesso che hai salutato e che hanno chiuso, che non ci sentono, io ti voglio chiedere, intanto non ci sentono più, i primi piatti, i risotti, le linguine, gli spaghetti, i rigatoni. Mamma mia, Dio, sei un amatore di paste, ma se te vuole le famo anche qui. Adesso fra poco se trova, sai, scioppettini. Sì. Si trova anche in Sparadi, ma non stai cioli adesso. Ma i scioppettini sì? No, perché gli eseguiti del sera, dell'allevamento, dovevano andare per i campi, quello è un altro gusto. E dopo faremo i risottini con, spero che non l'abbia ripreso, se no, ne ha ripreso per noi altri. Salutiamo di nuovo tutti i nostri amici, nazionali e extranazionali, diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao, ciao a arrivederci. Tutti.